Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale Marietto Veneziano. Oggi vi voglio raccontare la solita storia che mi ha raccontato il Dante. Eh sì, perché il Dante quando si mette a raccontare è un fiume in piena, non si riesce mai a capire dove finisce la realtà e dove inizia la fantasia. Però io lo ascolto sempre perché sapete, è un ragazzo che non ascolta mai nessuno e quando lo incontro al bar della pace, sapete che lui si sbottona e le racconta che bisogna tagliarle sempre per 3 o 4. Comunque vi racconto cosa mi ha raccontato una volta. Insomma, sarà stato più o meno quando lui aveva 23 anni, l'avevo incontrato, io ero ancora piccolino, lui aveva minimo 3 anni più di meno. E quindi cosa è successo? È successo che lo incontro al bar della pace e gli dico: ciao Dante, come stai? E lui mi dice: ma sai cosa mi è successo? E gli dico: ma no, come faccio a sapere cosa ti è successo, Dante? A te ti succede sempre di tutto. Poi mi racconti tante cose, storie che io non so più cosa credere, caspita. E lui in quel periodo lì faceva il cameriere. Sì, il Dante faceva il cameriere in una struttura che chiamiamo, tanto per dare un nome a fantasia, la fabbrica dei sogni. Questa fabbrica dei sogni si giocava ai soldi, no? E lui praticamente c'erano delle roulette, però noi la chiamiamo la fabbrica dei sogni. E mi racconta: ma sai che questa fabbrica dei sogni è gestita dal Ministero degli Interni? E io dico: ma Dante, ma cosa stai raccontando? Non è gestita da una società privata che è collegata al comune? Lui dice: no. E io dico: ma Dante, ma sei sicuro che il Ministero degli Interni gestisce la fabbrica dei sogni? E lui dice: sì. Io dico: ma sei sicuro? Sì. Tu mi stai dicendo che tutte le fabbriche dei sogni che ci sono in Italia sono gestite dal Ministero degli Interni? Sì. E ma scusa, cos'è sto Ministero degli Interni? E lui inizia a spiegarmi. Il Ministero degli Interni, caro Marietto, sono i servizi segreti. E io lo guardo e gli dico: ma sei sicuro che il Ministero degli Interni sia servizi segreti? E lui dice: sicurissimo. Porca miseria, ho pensato, qui il Dante ha informazioni di prima mano, robe che di solito non si sentono in giro. Allora ho subito aperto, sapete, vostro Marietto, le orecchie come Topo Gigio, perché dico: qui ci scappa lo scoop del secolo. E gli ho detto: Dante, dimmi tutto, dimmi tutto, che io sono una tomba, non lo andrò mai a dire in giro a nessuno. Sapete che il Dante di me si fida ciecamente perché sa che sono una tomba, e ha iniziato, mi ha raccontato: ma sai, un mese fa noi sapevamo che arrivavano su quelli del Ministero dell'Interno per controllare questa fabbrica dei sogni, e io che faccio il cameriere ero stato preposto a servirli, no? E questa fabbrica dei sogni, però devo fare una premessa, aveva un ristorante bellissimo di circa 170 posti extra lusso, perché lo so perché il Dante scusate, lo so perché il Dante mi ha raccontato un po' come era questa struttura, insomma, di questa fabbrica dei sogni con dentro questo ristorante. E allora il Dante mi dice: insomma, arrivano su questi qua, noi eravamo già pronti da un mese, eravamo tutti spaventati perché il nostro posto dipendeva da questo Ministero degli Interni, e arriva su, mi dice, proprio il direttore, il capo, il presidente, chiamatelo come volete, del Ministero degli Interni. E allora tutti di questa fabbrica dei sogni, che erano 300-400 dipendenti, insomma, si spaventano perché sanno che questa fabbrica dei sogni è legata a doppio filo al Ministero degli Interni. E il Dante era il cameriere di punta, il comì, c'è lo chef, il maître, e lui però era giovane e quindi faceva il comì. E quindi mi dice: insomma, noi quando li abbiamo sentiti che arrivavano, erano su a parlare con la direzione, poi sono scesi giù a mangiare. E il Dante li vede entrare, erano 9, no? Sapete, 40 anni fa erano gli yuppies che giravano tutti camicia, cravatta, tutti super profumati. Il Dante li vede entrare e vede, lui aveva 23 anni e vede entrare questi qui che ne avranno avuti massimo 40-45 anni. E lui si aspettava gente modello Agnelli, Romiti, non so io, o insomma gente di un certo peso, conosciuti, e si vede entrare dei ragazzotti di 40-45 anni, tutti yuppies pimpanti, e non credeva ai suoi occhi. Al che si volta verso il suo chef, mi racconta il Dante, e gli dice: ma sono questi qui che governano il Ministero degli Interni e quindi tutta l'Italia? E il suo chef gli dice: sì, sono questi qua. E lui gli dice, il Dante al suo chef: ma non sono mica i Romiti, gli Agnelli, De Benedetti, Berlusconi? No, no, sono proprio questi qua che comandano tutta l'Italia. E la miseria, e il Dante c'è rimasto.
È rimasto perché questi qui avevano 40-45 anni, in più il direttore era il più giovane di tutti. Al che cosa è successo? Si mettono a sedere un tavolone da 9 persone, extra lusso, sapete, quei tavoloni elegantissimi, insomma era proprio un ristorante di super classe, no? E quindi il Dante era addetto come al solito ai vini freddi, perché lui quando c'è da dare del freddo è uno specialista, ormai lo conoscete il Dante. E il problema cosa è successo? Che stavano mangiando il pesce, mi ha raccontato il Dante, allora va per versare il vino e chiaramente passa dal capo, cioè dal capotavola, che era praticamente il responsabile principale del Ministero degli Interni. E quando il Dante si avvicina e gli versa il vino, questo signore si volta verso il Dante, così mi ha raccontato il Dante, e si spaventa a che il Dante guarda il vino e pensava che magari il vino sapeva di tappo. Quindi fa il giro di tutti i commensali col vino, no? E poi se ne va. Torna per il prossimo giro di vino, no? Ancora il Dante per versarlo, e vede che ogni volta che passa o si avvicina a questo capo che insomma si vedeva che praticamente dominava la tavolata e tutti lo assecondavano, e questo qua si spaventa, che il Dante pensa, cavoli, ma questo vino fa proprio schifo. Poi cosa mi racconta il Dante? Mi racconta che quando si è avvicinato per la terza o quarta volta, il tipo ha cominciato a parlargli di lui, a spiegargli chi era nella vita prima, al Dante, e praticamente gli diceva delle cose, il Dante si spaventava perché non sapeva di cosa stesse parlando, perché il Dante non ha mai creduto nella reincarnazione. E questo tipo qui a un certo punto si è spaventato così tanto che ha preso tutti gli altri 8 commensali che erano lì con lui ed è andato via. A chi ho detto, ma Dante, ma cosa ti diceva? Che eri nella vita prima, scusa? Mi ha detto un nome di un militare tedesco che era responsabile di qualcosa, penso che mi aveva detto Erich Himmler. E la miseria, Dante, ma tu crederai mica quelle cose lì, gli ho detto, guarda che la reincarnazione non esiste. E il Dante a un certo punto mi ha detto, sì, e mi è successo questa cosa qui, pensa, io non pensavo che governasse in Italia questo signore qui, ma questo signore qui, poi mi ha detto il mio chef che era un mago. Dante, adesso devo raccontare così grosso, adesso tu mi stai dicendo che il Ministero degli Interni ha dentro una struttura segreta di maghi che governano il Ministero degli Interni. E il Dante mi guarda e mi dice, oh, così mi ha detto il mio chef. Poi e gli ho detto, ma come è andata a finire poi la storia? La storia è andata che loro se ne sono andati via a gambe levate e sono tornati giù a Roma. Dante, guarda Dante, gli ho detto qui al Dante, io gli ho detto al Dante, senti Dante, io questa cosa qui non la dirò mai in giro, giuro in giuretto, perché è una cosa troppo grossa, che adesso mi vai a dire in giro che dentro il Ministero degli Interni c'è un gruppo di veggenti di maghi e che ti ha visto te, si è spaventato e è scappato 40 anni fa. No, io Dante queste cose qui non le dovrò mai dire in giro. Bene cari amici, anche oggi una pillola del vostro Marietto veneziano ve l'ha detta. Se non vi siete ancora iscritti al canale del Marietto dell'Hildegard, se vi iscrivete fate un bel piacere a noi, se venite a trovarci anche nei nostri gruppi Face sarebbe bellissimo, e anche sui gruppi di Telegram. Cari amici, vi ringrazio, grazie, alla prossima, ciao.